Professoressa, autonomia e istituzioni, la vostra officina, da quali basi siete partiti e quali sono poi gli step che seguirete nel vostro lavoro? Dunque, noi siamo partiti dalla richiesta che è provenuta dal territorio di ripensare a un assetto istituzionale che possa rappresentare l'identità del Friuli a fronte di uno scenario che non prevede più l'esistenza delle province e prevede contemporaneamente l'esistenza di queste forme obbligatorie di cooperazione tra comuni. Quindi pensare a nuovi modelli che partano dal concetto di identità, che quindi andrà previamente definito nei suoi contenuti molteplici e plurali, e che poi avrà come focus il tema dei subambiti tematici, come il tema delle funzioni e dei servizi pubblici locali, il tema fondamentale delle risorse che servono per poter parlare realmente di autogoverno, il tema della governance che questi assetti di governo di area vasta potrebbero darsi e il tema dell'organizzazione al loro interno in termini di personale e di risorse. Il nostro metodo di lavoro sarà un metodo che ci porterà alla comparazione della nostra realtà con quella delle altre speciali, ma anche delle regioni ordinarie e di altre esperienze significative in ambito europeo. Per noi è fondamentale poi il rapporto con gli attori istituzionali, ma in considerazione dei temi che noi trattiamo, veramente desidereremmo che i lavori della nostra officina fossero aperti a tutti coloro che ritengono di voler dire qualcosa in proposito. Anche perché forse proprio la tematica che voi affronterete, più che fornire dei risultati, sarà proprio un ascolto e un ricevere informazioni e richieste. Esattamente, perché noi concepiamo l'istituzione come una sorta di vestito che si taglia e si cuce su misura per una realtà che preesiste all'istituzione e quindi è dalla realtà, dalle comunità e dai territori che devono arrivare gli input per poi realizzare la migliore istituzione rappresentativa. E come tempistiche avete già un'idea sui prossimi appuntamenti? Ma io calcolo che per l'autunno già faremo un primo confronto pubblico di quelli che sono in programma per l'intero cantiere. Per portare a termine complessivamente i lavori dell'officina, io calcolo la primavera dell'anno prossimo, orientativamente.